E caccia all'uomo alla ricerca dell'aggressore dell'operaio di origini indiane colpito stamani con un macete, ricoverato al San Bortolo in gravi condizioni. Una lunga scia di sangue, quella lasciata sull'asfalto in via Lungochiampo a Montebello Vicentino, in zona industriale, dove si è consumata la vicenda poco prima delle 7. Dinamica tutta da ricostruire, ignote le cause, indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Valdagno. Secondo le prime indiscrezioni, l'aggressore avrebbe affrontato l'uomo prima a parole, poi estraendo il macete e colpendolo più volte per poi darsi alla fuga. La vittima, dipendente di una conceria della zona, sarebbe stata poi soccorsa dal titolare di una ditta vicino al luogo dell'aggressione e trasportata in ospedale a Vicenza in rianimazione. Episodio di violenza tutto da chiarire che ha gettato nello shock la comunità di Montebello Vicentino. Ho provato anche a informarmi se sapevamo delle criticità in zona, invece non avevamo nessuna avvisaglia. Certamente è un fatto serio, importante, che come amministrazione seguiremo in modo particolare. Montebello è un paese tranquillo, quindi non è mai successo cose del genere e quindi starà anche noi come amministrazione di fare in modo che le cose si calmino subito e che soprattutto vengano risolte.